Il comandante della Polizia Municipale di Venezia, Marco Agostini, ha firmato nei giorni scorsi un'ordinanza con la quale stabilisce che in occasione del Carnevale, dal 30 gennaio al 9 febbraio, la Polizia Municipale ha facoltà di istituire il divieto d'accesso a Venezia per tutti i veicoli, obbligando chi percorre il Ponte della Libertà a portare la propria auto al tronchetto. Escluse dall'ordinanza le automobili degli abbonati e quelle in possesso di prenotazione online per i parcheggi nei garage di Piazzale Roma, i mezzi che devono accedere alla zona portuale di San Basilio, il trasporto pubblico, le ambulanze e le forze dell'ordine. Il divieto scatterà naturalmente solo in caso di un congestionamento eccezionale del piazzale. Un'altra ordinanza, sempre della Polizia Municipale, vieta ogni comportamento che possa turbare la tranquillità o compromettere l'incolumità pubblica per tutto il periodo del Carnevale. Non si potranno portare con sé materiali atti a imbrattare, accendere fuochi o far esplodere petardi, pena una multa e la confisca del materiale. È vietato inoltre sdraiarsi per terra, con o senza sacco a pelo, in tutte le aree pubbliche del centro storico e delle isole e utilizzare stereo o altoparlanti nella zona di Piazza San Marco per non disturbare le manifestazioni ufficiali.